Decine di rapporti finanziari, 7 aziende, un villino e 9 terreni. Il valore complessivo stimato in oltre 1.800.000 euro e il patrimonio riconducibile a Pasquale Antonio Cardella, 64 anni, di Licata, sequestrato dai finanzieri dei nuclei di polizia tributaria di Palermo e Agrigento su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento al termine di complessi accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle. Attività investigativa che avrebbe permesso di individuare i beni dei quali Cardella aveva la disponibilità personalmente o per interposte persone. Per quanto riguarda specificatamente le aziende, i sigilli sono stati posti alle imprese di costruzione, di trasporto merci su strada e dedite alla frantumazione di pietre con sede a Licata nella provincia di Prato. Pasquale Antonio Cardella, secondo quanto ricostruito ufficialmente dalla Guardia di Finanza, sarebbe stato per anni il punto di riferimento di Cosa Nostra a Licata. Venne arrestato nel 2012 assieme ad altre 5 persone nell'ambito dell'inchiesta Auster perché ritenuto responsabile di estorsione aggravata e intestazione fittizia di beni. Sebbene il processo sia ancora in fase di definizione, la Procura Generale ha presentato ricorso in Cassazione avverso la soluzione di Cardella da parte della Corte d'Appello. Le indagini svolte dai finanzieri avrebbero posto in evidenza, sempre secondo quanto emerge dalle Fiamme Gialle, la pericolosità di Cardella, definito dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito del procedimento di prevenzione come elemento di spiccata capacità delinquenziale nel contesto dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra.